Buonasera a tutti e bentornati a Novis. È sempre più idonea la conclusione della quarta ondata di Covid in Italia e in Friuli Venezia Giulia. I casi di infezione che erano cresciuti fuori di misure con la variante Omicron sono addirittura colazza pic dalla settimana dai 31 di gennaio ai 6 di febbraio. Un calcolo forte dal 35% in mancul, ha evidenziato il vicepresidente regionale Riccardi, non si vedeva dal mese di lui dal 2020. Numeri un'evore positivi che adunque un tunerie di altri indicatori fotografino un chiaro miglioramento dalla situazione epidemiologica che nos fa pensare con fiducia che in curto potrà saltare fuori di queste fasi di forte infezione. E il Friuli Venezia Giulia ha passato la media italiana per ciò che riguarda la terza dose, ossia all'85,6%, quindi di una media nazionale dall'83,4%. A metterlo in evidenza è la Fondazione Gimbe che certifica la diminuzione delle nuove infezioni settimanali, anche in questo caso con numeri che sono migliori che dal resto dell'Italia. Resta però di stesso alto il numero dei positivi con la regione al quinto posto in Italia e con tutte le province sparsore dai 1000 casi per ogni 100.000 abitanti. Nuova incursione dai Vandai Novax a Udin, che stavolta è sportiata è stata la sede dal distretto sanitario di Via San Valentin, con gli ormai soliti scritti rossi firmati con la W cerclade. Sono stati cuvieri di scritti sia la schialinata di entrate che tutto il muro di fure con frasi dal tipo la vaccina è cope e genocidi vaccinali. Solenne cerimonie a Basovizza e di mattina parla giornate dal riquart, ricorrenze mettude in pista dal 2004 per commemorare i vittimi dagli sfoibis, la fuite dagli abitanti italiani dall'Istria, dalla Dalmazia e i drammatici avvenimenti succeduti sul confine orientale torno la metà del Novecento. A poi aiuta la corona tal monumento, ieri anche il presidente della regione Fedriga. Le istituzioni hanno il dovere di mettere in evidenza la verità, la ditta riguardante storici incontri entre i due presidenti dall'Italia, dalla Slovenia, Mattarella e Pacor. Ovviamente il dovere di tutelare e tenere conto la verità, non come per aulis, ma anche attraverso fatti concreti. La giunta Fedriga. A Udin la giornata è stata celebrata con un incontri tra le mani del Malignani con la presenza di storici e di un gruppo di studenti in una lezione organizzata dalla prefettura e li rappresenta anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sentinlo. Una idea importante per le regioni perché ha rappresentato un dramma totale che è stato quello della imbuttata in tali foibis, perché aveva un'identità diversa di che aveva in voglia di portare il comunismo fin in tutto il Friuli Venezia Giulia e anche perché è fondamentale ricordare che i fas terribili proprio perché non tornano più, perché è anche qualche dunque col tinca al passo e al pritin magari di diminuire, di limitare c'è che è stato l'orrore di chi fa e con chi magari torna a proporre ideologie che sono state sconfitte dalla storia. Pazzi alla rubrica Gnovis dal Monte. E in queste puntate non conosci il Fogoral Furlan di Shanghai, un'occasione anche per fevelà dalla fiesta dal Prindalan cinese e dalle Olimpiadi. Davide Passantino, presidente del Fogolar Furlan di Shanghai. Allora, intanto un dos per aulis sul Fogolar Quantisa al Nassur. Il Fogolar Furlan è stato fondato dal 2009 a Shanghai e come dopo che un po' di là de vie ho vinto circa una cinquantina di simpatizzanti e 17 iscritti. Ho fatto un'attività che sono ridotte di odissi insieme, fa una cena per Furlan in questa maniera qua, 3-4 volte a Dan.
Come sin da ora prepara anche alc di un attimino più educativo, fare una mostra sul Tiepolo, per esempio, assieme con l'Associazione dei Venetos, le fare di mai probabilmente. C'è mozzino come col Covid in Cina? Chiati poi o mancul tra i 50 e i 100 casi di poi o mancul in tutte le Cina, ok? Come in tacchi ultimi giorni, perché sono i viaggi per le feste del Capodanno cinese, sono un momento di più dal solito, però i numeri sono sempre che poi o mancul. C'è molta fase in attigni così bassi numeri, sono per le quarantene, quando tu entri, che vanno di un minimo di 2 settimane a un massimo di 6 settimane in qualche questo. Ok? E disinfetti in tutta la questa che arriva di fur da Cina, tutti i packs anche di materiale, no altri anche come aziende che ho vinto di disinfettazione che arriva da Italia e dimostrare con le foto che ho vinto disinfettato. Ok? E dopo qualsiasi trasporto pubblico, metropolitane, autobus, aereo, treno, qualsiasi robe, bisogna avere la mascherina, se no ti pari giù, niente fa, arriva la polizia e ti tira giù, ok? E anche dai centri commerciali e monde, centro commerciali, là che sono sempre messi dinti, insomma. C'è mozzino come qui festeggiamenti per il Capodanno cinese? Il Capodanno cinese è all'estate il 31 di gennaio, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno è il primo di febbraio. Tradizionalmente i festeggiamenti e anche istituzionalmente i festeggiamenti durano una settimana. Quindi dal 31 di gennaio fino al 6 di febbraio o si sta in fieste, fuochi artificiali, cene con parenti, amici, l'ator con le famiglie, eccetera. Tante gente approfitta anche per magari al mare a Isole di Sanià, come che non si può di fatto viaggiare fuori da Cina. Ok, dopodiché sarà una festa che è la festa delle lanterne, domenica 20. E come ho visto anche le Olimpiadi? Sì, ho visto anche le Olimpiadi invernali a Pechino, che sono partite 2 o 3 giorni fa, penso che poi di qualche dun sedi da Urachialales. Pechino in quel momento è blindata, è difficile arrivare alla via, sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni di Covid. Ho visto voi di Alca e Furlans che sono a chi in Friuli. Come al tacchi al carnevale, quindi un buon carnevale a due. E gli altri, insomma, no? Speriamo che non schialasse su Telefriuli, anche più spesso, e speriamo di arrivare anche a di persone a breve. Corotte dal Fogolar Furlandi, Tokyo, per la morte dal suo fondatore e presidente onorari Shinji Yamamoto, metodi manchiati dalla zona di era 60 anni appena. Il Nestri Fogolar ha perduto il pari e ha scritto l'associazione che è parte della rete dall'ente Friul Palmonte. Ho scritto in saluto l'Umassa Adore, lo ringrazio per tutto ciò che ci ha insegnato, per il suo spirito pieno di entusiasmo e poi di partecipare, per il suo carattere vulcanico e ironico, per la sua cultura sempre in movimento e plene di curiosità. Grazie Semandi, professor noti di Smenterin, laureati in lingua italiana all'Università di Tokyo, Shinji Yamamoto è esperto di Marilenghe. In questo video lo sentiamo in un intervento per Furlan dal 2013. Una regione avonde piccole dal punto di vista geografico, mandando pur i suoi figli sparduti di questo globo e ha dato la testimonianza di tanto grande qual è il mondo. In Friuli si declara presente anche in questo arcipelago dall'estremo oriente
mediante dai furlans che sono stati e a lavorare chienti. E mi auguri che il Fogolar Furlan diventi momenti di chiatarsi insieme per purtroppo iniziative. Anche per usgnotta le tutte, se io di domani sera sempre alle snuv mancul vince. Mandi e buone sere.